Salve a tutti, sono Massimiliano Fiorani, sono il presidente dell'Associazione Regionale Corale delle Marche. Mi sono assunto il compito di spiegarvi, spero con parole semplici e di essere chiaro, le nuove funzionalità della piattaforma web Feniarco e quindi di tutti i nuovi siti delle associazioni regionali corali. Come potete vedere da questo primo impatto della homepage che ho preso diciamo come esempio, l'homepage dell'Associazione Corale delle Marche, che è in via di definizione, i contenuti sono ancora molto provvisori. Come vedete la differenza che salta all'occhio è l'utilizzo delle immagini. Infatti nel nuovo sito si dà molto valore, molto spazio alle immagini, perché le immagini colpiscono, attirano, sono evocative e quindi magari conducono il potenziale fruitore a scegliere i vari argomenti perché viene attirato da quelle immagini anziché diciamo soltanto un paragrafo diciamo di testo. Iniziamo subito nel dire, io con questo tutorial introduttivo voglio un attimino fare una specie di introduzione generica sull'home page, poi nel prossimo tutorial andremo a vedere il caricamento dei contenuti e quindi come vengono realizzate le pagine che poi possiamo linkare nell'home page. Infatti l'home page non è altro che il risultato dei contenuti che stanno caricati all'interno. Infatti noi praticamente, come vedete, queste immagini, la prima e le varie immagini sotto, non sono altro che anteprime di quelle che sono le pagine caricate all'interno. Partiamo subito con la prima immagine, quella a tutto schermo che vedete qui rettangolare, che ritrae un coro di voci bianche. In questa sezione dell'home page è chiamata blocco 1 o blocco emozionale. Quindi in questa sezione dovremo caricare veramente un'immagine ad alta definizione, un'immagine bella da tutti gli aspetti, che sia evocativa, che possa attirare la curiosità del potenziale utente. In ogni riquadro di immagine c'è pure un piccolo riquadro con uno sfondo colorato in cui noi andremo a memorizzare un piccola sintesi dell'argomento che vogliamo, diciamo, in questo caso promuovere e quindi che è legato all'immagine. Quindi questo blocco comunque è un blocco unico, univoco, non può essere ripetuto, è proprio la prima immagine che salta all'occhio che deve essere quella più che attiri di più l'attenzione dell'utente. Poi ci spostiamo sotto al blocco 2. Il blocco 2 è formato da due immagini appaiate, anche queste corrispondono ad altre pagine interne. Come vedete, ad ogni immagine sopra c'è un riquadro in cui noi metteremo il titolo e una piccola sintesi del contenuto di quell'argomento. Questo blocco 2, a differenza del blocco 1, si può ripetere, però sempre a moduli da 2, quindi sempre in numero pari. Potremo caricare due immagini, quindi 4 immagini, 6 immagini, 8 immagini e via dicendo. Se noi carichiamo 3 immagini, la terza immagine non viene visualizzata, il terzo argomento non viene visualizzato finché non ne carichiamo un ulteriore, quindi arriviamo a 4 e quindi nell'home page verranno visualizzate le 4 foto, le 4 immagini e di conseguenza appunto le 4 pagine. Qualsiasi utente può accedere alle 4 pagine a cui fanno riferimento. E quindi si possono caricare infiniti moduli. Io, diciamo, un consiglio personale che posso darvi di non caricare tantissimi moduli, perché altrimenti, diciamo, gli argomenti perdono l'importanza, l'utente è disorientato e quindi non riesce a, a focalizzare la sua attenzione agli argomenti, diciamo, più importanti. Quindi noi dovremmo in certo senso aggiornare continuamente il sito in modo da stimolare l'utente ad andare a visualizzare le varie pagine con gli argomenti che di mano in mano noi
proponiamo, e quindi cambiando l'ordine magari degli argomenti proposti, mettendo degli argomenti nuovi, cambiando le foto, eccetera, eccetera. Ma non fare una lista sterminata di moduli perché altrimenti sarebbe troppo dispersiva. Questo è il blocco 2. Passiamo ora al blocco 3, che è formato da immagini di formato molto più piccolo e dei paragrafi di testo che, come dicevamo, come vale insomma per le foto che abbiamo visto prima, danno un po' una sintesi di quello che è un'anteprima dell'argomento che vogliamo trattare. Come vedete qui ci sono 4 foto con 4 argomenti e qui ovviamente il modulo da seguire è il 4, 8, 12 e via dicendo. E quindi anche qui la regola funziona come quella del blocco 2. Come vedete anche in ogni foto qui ci sono delle piccole icone rotonde, ogni icona ovviamente corrisponde ad un argomento, quindi vuol dire che in quell'argomento, in quella pagina si tratta di, come qui corso per direttori di coro, di formazione e, e mentre qua l'assemblea ordinaria si tratta appunto, vedete un'icona che ritrae delle persone intorno ad un tavolo, quindi si tratta di riunione, insomma. Quindi le icone sono delle piccole sintesi sull'argomento che sarà trattato in quella pagina, in quell'immagine. In questa home page che ho preso da riferimento non c'è il blocco 4 che è successivo al blocco 3 in cui come abbiamo visto dall'inizio fin qui diciamo le immagini si sono pian piano ridotte di dimensioni. Nel blocco 4 che ripeto non è attualmente visualizzato in questa home page ci sono solo paragrafi di testo, titolo e testo. Quindi scompaiono le immagini, ma abbiamo un ulteriore spazio per promuovere contenuti, ma solo facendolo tramite il titolo e una breve anteprima dell'argomento che trattiamo. Comunque sono sempre piccoli paragrafi di testo che sono linkati alle pagine interne del sito in cui poi noi possiamo caricare tutti i contenuti multimediali che vogliamo. Scendendo ancora abbiamo la fascia in cui c'è l'iscrizione alla newsletter, quindi cliccando il pulsante iscriviti alla newsletter l'utente può fornire il suo indirizzo mail che noi ovviamente dobbiamo memorizzare e per poter mandare poi tutto il materiale e le informazioni che riteniamo opportune. Scendiamo sotto, abbiamo l'elenco appuntamenti. L'elenco appuntamenti, voglio fare una piccola premessa. Questa home page del sito, quindi la nuova interfaccia grafica, sarà anche l'interfaccia grafica molto simile per per i siti dei singoli cori. E un'importante novità della nuova piattaforma è che, ad esempio, qui come vedete nell'indirizzo, nell'URL, abbiamo scritto Cori Marche perché questo è il sito dell'Associazione Regionale delle Marche. Mentre se in questo caso ci trovassimo nel sito del singolo coro, qui avremo il nome del coro e quindi questa è un'importante novità che non c'era nella precedente piattaforma. Quindi ogni coro avrà una nuova interfaccia grafica, ma avrà un suo indirizzo dedicato, quindi un proprio sito web vero e proprio, non come prima che ricadevano sotto l'indirizzo Feniarco o Arcom o altre associazioni regionali. Quindi questo è molto importante perché ogni coro potrà avere un suo sito personale e caricare tutti i contenuti. Ho fatto questa breve premessa perché, ritornando all'elenco degli appuntamenti, come succedeva nel vecchio sito, gli appuntamenti, ogni coro può caricare i propri appuntamenti, i propri eventi, le proprie manifestazioni, eccetera, e oltre ad essere visualizzati nei siti dei singoli cori, sono visualizzati nel sito dell'associazione regionale, ma oltretutto un possibile fruitore o utente può ricercare quell'argomento o quel sito, o quella manifestazione, quel concetto dal sito addirittura delle Feniarco tramite appositi filtri in cui digitando la città, digitando la data, eccetera, può scoprire tutti gli eventi di quella data in quel particolare territorio
sia dal sito Feniarco che nei siti vari dell'Associazione Corale o dei singoli cori. Quindi molto importante questa parte in cui vengono promossi insomma, gli eventi. Continuando a scendere abbiamo una fascia in cui possiamo visualizzare dei video. I video non vengono caricati all'interno del sito, ma devono essere caricati in piattaforme come YouTube o da altre piattaforme, e nel sito noi dovremo solo memorizzare l'URL, quindi l'indirizzo del video, e quindi poi verrà visualizzato l'anteprima e il player poi lo visualizzerà e lo farà scorrere all'interno del sito. Scendendo ancora abbiamo il piede della home page in cui ci sono i dati della nostra associazione regionale corale, l'indirizzo, il numero di telefono e indirizzi mail e quant'altro, un piccolo riquadro di Google Maps in cui si vedrà proprio la localizzazione fisica della nostra sede. Ritornando all'inizio dell'home page, troviamo qui i menu che poi ci fanno accedere alle pagine interne, ai contenuti interni. Lo vedremo prossimamente nel prossimo tutorial che vi farò avere. L'unica cosa che mi preme sottolineare è che mentre nel sito precedente, nel vecchio sito, c'erano 3 colonne e quindi erano vincolanti le posizioni degli argomenti. Se era un'attività andava in una certa colonna, se era una news andava in un'altra colonna. In questo caso il sito è formato da una colonna unica, anche perché così è facilmente viene visualizzato meglio in qualsiasi tipo di o dispositivo abbiamo, quindi che sia telefono, che sia tablet, che sia PC desktop, che sia PC portatile, quindi abbiamo sempre una visualizzazione corretta dei contenuti. E scorrendo quindi verticalmente abbiamo una colonna unica e non ci sono differenziazioni di posizioni di argomenti, ma decidiamo noi quale argomento va nel blocco 1, quali argomenti vanno nel blocco 2, nel blocco 3 e via discorrendo, e possiamo fare un mix di questi argomenti. Ad esempio nel blocco 2, come vedete qui, c'è un'attività e magari una news messa appagliata, quindi diciamo è nostra facoltà la scelta di quale posizione dare a quel determinato argomento, e quindi dare maggiore enfasi appunto mettendolo sul blocco 1 o blocco 2 a seconda di quello che ci importa di più promuovere in quel determinato periodo. Bene, io concludo qui questa piccola diciamo introduzione generica sul nuovo sito, e andremo poi a vedere nei prossimi tutorial i caricamenti dei contenuti e la realizzazione appunto delle pagine e dei menu interni del sito. Grazie per l'attenzione, ai prossimi tutorial.